amici bellini, Zielinski capitano, perché giustamente non ci sta nessuno, va bene, vai Piotr, e poi Pandev e mi cago sotto, posso cagarmi sotto, però ho lanciato un sondaggio su Instagram, chissà se voi avete risposto, andatelo a vedere anche adesso, non fa niente, poi dopo finita la reaction ci vediamo live, lo sapete come funziona, no? Su Instagram Valerio Fluido, sapete dove trovarmi. Partenza alla Mazzarri, mi piace, aggressivi, vai, il lancio per maggio, dall'altra parte, va bene. Vai Zielinski, sì, no, cazzo, bravissimo, bravo Zielu, dai che stai bello convinto con questa fascia di capitano, dai Lozzi, provaci, ehi, va bene, bravo Lozano, dai, che te ne sei andato, che brutta palla, Maksimovic, che brutta palla, no, Pandev no, ma il regalo di Maksimovic non si può fare così, che cominci bene, che fai 3 tiri in porta e poi il regalo, no, applauso a Pandev infinito, un giocatore infinito, con i suoi passetti da top player, che ti manda fuori tempo, Maksimovic, che fai? Guarda l'affill di palo, che mostro che è. Eccolo! Che cazzo! Buono! Dai, l'angolo! C'era tutto! Le mani addosso! Eccolo, pedaglia! No! Non ce la faccio più! Uè, ma devi chiamarli falli! Ma che stiamo scherzando? Non ci credo, non ci posso mai credere. Hanno fatto un'azione, il regalo di prima, questa qua l'hanno fatta bene, se lo meritano, hanno girato bene il pallone, niente da dire. Il tiro di Zielinski parato, quello di Lozano e di Lorenzo non lo voglio considerare, quello di Lozano parato, quello di Petagna traversa, va benissimo. Ed è colpa di Mario Rui, il fuorigioco di Mario Rui, non voglio sapere niente qua. Completamente fuori linea. Finché c'è un avversario più forte, finché tu giochi male, ma quando stai giocando pure benino, perché stai giocando benino, sei entrato bene in campo, la formazione è logica e ci stiamo anche muovendo bene, non l'accetto perdere così, non lo accetto. Però il Torino ha recuperato 3 gol all'Atalanta, quindi non ci si può arrendere, io non mi arrendo, se loro si arrendono mi incazzo. Ok, Ospina, ok. E che cazzo? Mario Rui, basta! Concentrati, cazzo! Vai solo tu. Che cazzo? Mario Rui, basta! No, voglio. No, perché se non possiamo usare Usai che fa schifo, se Mario Rui tira così in curva, se Gulam non ci sta, ma come potremmo risolvere sta cosa? Chiamiamo uno della primavera, subito! Un bambino della primavera. Non è possibile, non si può giocare così a pallone. Mannaggia, dai Zielinski, dai, e che cazzo ancora addosso? Mario Rui, no, ma che cos'è? Basta! Ragazzi, io vi voglio chiedere un like, no, ma perché ve lo chiedo? Vi chiedo il like solamente per demme, non lo so, io l'impegno lo vedo pure, ma sono proprio scarsi, cioè non è possibile che sono gli stessi giocatori che invece fanno delle cose egregie, allora sono fragili mentalmente, che hanno preso le botte, non so più cosa dire. Mi lasciate un like per me che sto qua, per voi. Io mi vado a fare 2 spaghetti, non lo so, i tubetti. Mi ero perso un'occasione Genoa. E allora stanno legittimando, ragazzi. Se legittimano. Però Zielinski stava bene, mi dispiace che debba essere sacrificato lui, ma cosa fa? Capisco. Il team a Lozana che è là da parte, primo un po'. Non mi convince tanto Politano sotto punta, secondo me sta giocando in questo momento più mezzala. Vedete, sta in linea, vedi si allarga là, quindi è più mezzala che sotto punta. Bravo Lozano, e te pigliate una tua cartellina gialla. Politano, mannaggia tutto costo. Bravo Di Lorenzo, dai. Che mazzo. Dai. Eccolo Simeone, madonna mia, che peccato.
Oh, e che mazza, deviazione che di solito magari inganna il portiere, ce la va in bocca. È chiaro, è chiaro. Qua ci avviciniamo alle statistiche dello Spezia, a livello di tiri, ma pericolosi pochi, bisogna essere onesti. Ci hanno ucciso anche Manolas, come vogliamo mettere nome? E alla fine deve essere sempre Demme che fa i tiri più pericolosi. Spiegatemi il perché. Spiegatemi il perché. La palla è lunga per Osimhen che la stoppa di petto come fece con l'Atalanta. E poi niente, perché l'Atalanta ci affrontò 1 contro 1, questi ci affrontano 10 contro il pallone. Ma è giusto così. Bravo Maksimovic. Stai giocando meglio, molto meglio nel secondo tempo dopo quella cacata del primo. Dai Lollo! No, vabbè, però dateci un po' di tregua. Dateci un po' di tregua, non è possibile. Non è possibile. Tutto quello che volete voi. Politano mezzala, discutibile, gli infortuni, tutte le cose così, la sfortuna, la cocciutaggine, la fragilità mentale, un po' di... cioè... dai! Bravo Politano! Politano mezzala che è rimasto, qualcuno l'aveva anche detto sicuramente, no? Nelle cose. In questo caso ha ragione Gattuso, perché poi cambiano le opinioni. Magari Zielinski la sbagliava, ma magari Zielinski ne metteva 2 prima, non lo possiamo mai sapere. Vi avevo detto che Maksimovic stava giocando meglio, no? Si è perso Scamacca proprio completamente, cercando un anticipo sbagliato. Dai! Devi chiamare i falli, il calcio sulla caviglia, devi chiamarlo! Io sono sicuro che qualcuno di voi non è riuscito a finire la partita, cioè avete spento prima, però magari vi siete vista tutta la reaction. Se è così lasciate un commento, fatemelo sapere, perché lo so che qualcuno non ce la fa più, che è frustrato. Dai! No, Elmas, no, perché? Uguale ad Osimhen, uguale! Madonna mia! Buono! No, l'ho anticipato! Rigore! No! Ammonito anche? Ok, deve chiamare il VAR, voglio vederlo bene. Adesso espelle tutti perché c'è nervosismo. Però secondo me Mario Rui si era messo davanti ed è stato buttato a terra. Preferisco che non ci sia, credetemi, perché non dobbiamo avere alibi. Preferisco che non ci sia, però... no, è rigore netto. È rigore netto, si mette davanti verso il pallone e lui lo spinge. È rigore netto. Preferisco che non ce lo danno perché se Insigne sbaglia un altro rigore è la fine del mondo. Però è rigore netto e lo mettiamo insieme alla lista delle cose. Netto. Va bene, ne parliamo live perché questo rigore netto noi non dobbiamo parlare di tutte le cose. Mamma mia, e che situazione meravigliosa. Forza Napoli sempre, tra l'altro. Da New York Valerio Fluido è tutto. Bene. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.